Il sogno del Cittadella si è realizzato, la piccola squadra padovana è stata promossa in Serie B, gioia e incredulità dopo lo spareggio vincente col Brescello. Una gioia immensa, incredibile, io ancora non ci credo. Siamo riusciti a fare qualcosa di inimmaginabile, penso per tutta la provincia di Padova, per tutti i padovani, credo che sia una grande festa oggi. Difficile immaginare una gara più appassionante. Il Cittadella in 10 minuti dalle stalle alle stelle. Il rigore segnato da Vieri. Il pareggio di Mazzoleni a tempo ormai scaduto. Un gol che vale la Serie B. Con un gran culo la palla mi è arrivata sui piedi. Ho picchiato una gran capocciata sul palo, però quando poi ho visto che era dentro penso che il dolore passa. Una vittoria che Mister Glerian dedica al patron Gabrielli. Questo è un regalo che dobbiamo fare a questo personaggio. Per me veramente è stato importantissimo per la mia carriera. Questo è un premio, un regalo che mi sentivo un dovere di dare. Bravi ragazzi, eccezionali, sono bravissimi. Dopo il miracolo Treviso, il miracolo Cittadella, ci sei sempre tu di mezzo. Perché? Ma no, adesso non diamo troppi meriti al sottoscritto. Io a Treviso ho fatto 2 anni, la promozione dalla C1 alla B e un buon campionato di B. Questa secondo me è una cosa incredibile, impensabile fino a 3 mesi fa.